Oggi giretto in mountain bike. Voglio provare ad arrivare in laguna. Nuova bicicletta. Purtroppo ho dimenticato di togliere il lucchetto, mannaggia a me. Proviamo. E dopo aver costeggiato l'argine del Dese, da Dese verso est, siamo arrivati al ponte di via Zuccarello. Da qua in teoria finisce la ciclabile, stando alle mappe non si può proseguire. Io vado e vediamo cosa succede. Ma di qua continua, andiamo a vedere, proseguiamo. E qui ci fermiamo. Adesso andrò giù per di qua, costeggerò il campo e dovrei arrivare strada battuta. Vediamo cosa succede. Comunque è meraviglioso qui. Allora, arrivati qua c'è il consorzio di bonifica, ma soprattutto c'è un cancello, non si può passare. Per cui, per non dover tornare indietro, ho dovuto scavalcare. Fortuna che quel cancello grigio era aperto e quindi sono riuscito a passare. Ho fatto passare la bici al di là della rete, so che non si fa, ma non sarei mai tornato indietro. Comunque la strada dal ponte di via Zuccarello in poi non è più battuto l'argine, per cui un po' di più fatica di prima e soprattutto tanto fango. Non si può superare, il ponte è interdetto e quindi mi tocca per forza andare verso la Triestina. Speriamo che da lì si possa attraversare. Questo non è più il Dese, non si può più collegarsi all'argine, mannaggia. L'altra volta ero andato su quell'argine, ma ho sbagliato perché lì c'era una proprietà privata e allora ero troppo stanco di farlo. Oggi sono di nuovo qui. Andiamo a vedere se riusciamo ad arrivare a sta benedetta laguna. Che parte andrà la nutria? Col nutrietto. Ci siamo. Questa dovrebbe essere Torcello.
la foce del Dese. Quindi prima io ero là dietro quest'ansa, ho dovuto fare tutto sto giro, però figo, proprio figo. Adesso vediamo se usciamo. Ecco, qua bisogna girare a destra per tornare sull'argine. Abbiamo fatto il giro, figata veramente. Questo è il punto da cui si entra. Quella è la Triestina, si gira appena scesi dal cavalcavia, si gira per questa strada e quando si incontra un ponte di legno, che adesso vedremo, quello è l'accesso. Eccolo qua, questo è il ponte e da qua si entra alla foce del Dese. Figata, veramente bellissimo. Soddisfatto. Partendo da Mestre è un giro da 25 km arrivare e poi tornare saranno 15-20, perché non rifaccio la stessa strada per tornare.